Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Sono le 7:30. Va ora in onda la rassegna stampa. Non sono mai contenti, c'è sempre sta cosa. Tu fai un regalo, li tratti bene, dici guarda cosa ti ho portato, è bello confezionato, eccetera, e dicono no, non va bene questo regalo. Mai contenti. Gentili ascoltatori, cari ascoltatrici, buongiorno, buon risveglio, gattine e gattini all'ascolto, un saluto da Sammy Varin, benvenuti Radio Libertà. No, commentavo tra me e me questa insoddisfazione su tutti i quotidiani per la manovra, soldi di qua, soldi di là, e poi scandaloso, bah. Ce la facciamo anche quest'oggi la rassegna stampa, minimo come ogni giorno 7:30 9:30, la voce di Sammy Varin con Davide dall'altra parte del vetro che non c'è, ma soprattutto con voi ascoltatori, certo, anche oggi il punto della situazione, notizie con i quotidiani del mattino e con i vostri gusti, le vostre preferenze, quelle politiche, quelle di carta stampata, quindi potete richiedermi addirittura il vostro leader politico preferito, il vostro quotidiano preferito attraverso WhatsApp al 340 6709 659. Buongiorno a tutti i nuovi ascoltatori che ci hanno scoperto magari nell'autoradio mentre in coda sotto la pioggia attendono di ripartire. Scoprite che nella banda DAB dell'autoradio Radio Libertà si ascolta ovunque, ma siamo anche in televisione. Buongiorno a chi ci segue da casa, canale 252 del televisore. Siamo su Facebook e su YouTube, se non dico parolacce, persino sulla pagina di Lega Salvini Premier. Buongiorno naturalmente a chi ha scaricato l'applicazione di Radio Libertà e ci segue dal telefonino oppure dal sito, come dicevo, radiolibertà.net, dove potete anche vedermi. Ancora per poco, perché adesso passiamo ai quotidiani oggi in edicola, non prima di essere passati dal sito di ANSA. La notizia della notte è quella di un attacco statunitense contro gli Houthi nello Yemen, usati bombardieri B2, nuovo raid di Israele sul Libano, un razzo di Hezbollah colpisce un edificio a Kiryat Shmona. Questa è la principale notizia della notte. E sul sito elettronico del Corriere l'apertura e con il risparmio fiscale e detrazioni cambia tutto. Dal 2025 3 fasce legate al reddito e ai figli. Chi ci rimetterà? Bonus, ristrutturazioni e IRPEF, ecco le novità. Il ritratto di Giuli, il ministro Dandy con l'aquila sul petto tra nomine e riti pagani. Oh, a me piace questo Giuli, ha fatto arrabbiare tutta la sinistra parlando in modo difficile, si è fatto notare come non mai, pigliando per il culo i ben pensanti al salmone e caviale. La maternità surrogata è reato universale, scontro in aula, Meloni, la vita non è merce. Vedremo come tutti i quotidiani oggi parlano di questa notizia, passando invece al sito elettronico di Repubblica, un patto segreto sui satelliti tra Palazzo Chigi e Musk, svelato un piano da 1,5 miliardi, poi Sogei, la vita dorata del capitano della Marina che girava i file della difesa a Stroppa, la villa di Rudy Garcia e le supercar in garage. Poi beccati in un locale a Bruxelles, Lega e Forza Italia deluse dalla manovra. Non sapevate, persino loro sono delusi dalla manovra. Vertice notturno dei leader, i ministri negano i tagli. Cioè io lo vai a chiedere, lo dico no, da me, no niente, tutto normale. Santa pazienza, no, scendiamo più in giù perché poi ci sono altre titolazioni carine sul sito elettronico di Repubblica. La gestazione per altri ora è reato, l'odissea di Edoardo e Laura, i nostri figli cercati con amore, ma da oggi siamo criminali. Eccola qui la notiziona, avete fatto una cosa vietata dalla legge.
Oddio, prima o poi bisogna anche accorgersene, benvenuti nella realtà. Il summit Meloni esclusa da Biden dal quartetto di Berlino per il vertice sull'Ucraina. Sarò in Libano è la priorità. Ma titolo più bello, signori, questo è stupendo. Solo sul sito di Repubblica si scrivono queste cose. Peccato non ci sia nel cartaceo, si sono vergognati. Pronti, partenza. Tornate indietro, come è andato il primo giorno dei migranti in Albania, tra le proteste degli attivisti locali. Qui finisce il sogno europeo. Oh, potete dirmi quello che volete, ragazzi, ma un sito come quello di Repubblica non così. Pronti, partenza, tornate indietro. Cioè, solo perché ne sono arrivati 16 di migranti ieri e cioè la bontà del governo, del ministro Piantedosi, ma che ci siamo accorti che c'erano dei minorenni, che ci sono dei vulnerabili, uno c'aveva la tosse, l'altro raffreddore, l'altro dice di essere minorenne, speriamo non abbia la barba bianca naturalmente, e li abbiamo riportati indietro. Cioè capite che mai contenti, mai una gioia dall'opposizione. Fatto sta che mi spiattellerò su tutti i quotidiani quest'oggi questa notizia. Sono arrivati gli immigrati, parliamo dell'Albania naturalmente, perché in Italia continuano e arrivano migliaia, ma quelli non contano, non sono gli attori del giorno. I veri attori sono quei 16 che sono arrivati mesti, incazzati neri, accompagnati dalla polizia, in Albania, sono entrati in questo nuovo centro, tutto nuovo, tutto bello, con aria condizionata, ragazzi, io non so, mai contenti, mai una gioia. E quando sono arrivati lì, ma tu sei piccolino, sicuramente saranno alto 1,80 m, ma lì crescono velocemente, sanno fare cose che noi e le fanno anche meglio di noi. Fatto sta che il colgommone immediatamente via, li hanno riportati sulla navicella che nel frattempo se ne stava già andando e sono arrabbiati dall'opposizione perché la navicella se n'è andata subito, non ha aspettato. Santa polenta, capite? Mai una gioia. E queste sono le cose che potete già, cari amici, mettere sul tavolo per commentarle attraverso WhatsApp. Chi mi segue alle 7:36, soprattutto voi nuovi ascoltatori, fatevi vedere, ditemi, scrivetemi, sono un nuovo ascoltatore, ti sto seguendo da Catania, che cavolo stai dicendo? Sì, è la rassegna stampa, adesso comincio un attimo. 340 67 09 659, questo è il numero per i WhatsApp scritti, ma anche audio se volete, anche video, fatevi il filmetto mentre siete lì in coda. Mi zittisco e parto con il quotidiano Il Tempo, che è il più bello quest'oggi, Il Tempo mette in prima pagina, guarda, e tu di che Italia sei? Allora, un tempo ci saremmo offesi solo per una domanda del genere. Adesso sì, la prendiamo sullo scherzo. Tu di che Italia sei? L'Italia dei barconi e dei morti in mare? Oppure l'Italia che cerca di fermare questo traffico di clandestini gestito dagli scafisti? Non sono loro gli scafisti, sto campionando, che decidono chi deve entrare in Italia. Tu di che Italia sei? E lo dico anche a te, caro ascoltatore, che voti ancora incredibilmente, pazzescamente PD. Di che Italia sei? Sei per farli entrare tutti quanti dicendo poverini, rischiano la morte, muoiono più o meno silenziosamente, ne scopriamo 1 su 10 di quelli che muoiono? Oppure vuoi che ci siano delle regole, vuoi cercare davvero di aiutare queste persone invitandoli a non partire con gli scafisti, a trovare altre soluzioni, perché altre soluzioni ci sono, non soltanto quelle illegali. La sensazione che abbiamo noi è che un certo
PD, una certa sinistra, protegga gli illegali, come quelli che hanno utilizzato l'utero in affitto, che hanno pagato una donna per comprarsi un bambino e adesso frignano perché in Italia sono diventati davvero illegali. Lo erano anche prima, ma adesso è certificato. Insomma, il quotidiano Oggi Il Tempo scrive: l'Italia dei barconi e dei morti in mare protesta per le navi della Guardia Costiera. Ecco le bugie della Sprecopoli Albania, quanti miliardi ci sono costati i clandestini. Ma a proposito di non clandestini, ma chi vive onestamente nel nostro paese e si fa gli affaracci propri, il caso piscina per musulmane, l'avete sentita nominare questa, denunciata dal Tempo, il sindaco fa dietrofront. Non è una novità certamente che questi si affittano la piscina, queste si affittano la piscina, si fanno il bagnetto, i corsi di nuoto, solo donne certamente, ma in questo caso c'è addirittura il comune che aveva dato l'ok, tutti felici, proponiamo questa bellissima cosa, il sindaco fa dietrofront, staremo a vedere che cosa si dice. Il Tempo di Osho, crisi Stellantis e Tavares, ferma altri impianti. E poi Meloni, naturalmente, sulla finanziaria, conti in ordine, senza aumentare le tasse agli italiani, mai tante risorse investite in sanità, eppure vedremo anche lì arrabbiati neri. Perché? Perché qualcuno dice il gioco delle tre carte, questi soldi ci sono, non ci sono, arriveranno, se non ci sono, arriveranno. Ma naturalmente lo stop all'utero in affitto, il reato universale ora è legge, scoppia la bagarre in aula con l'opposizione. L'editoriale di Tommaso Cerno sul quotidiano Il Tempo: se la manovra e la rosicata sono di sinistra. Tanto rosicò che piovve. Sì, perché se c'è una critica che l'elettore di destra potrebbe muovere a Giorgia Meloni, è per assurdo che la manovra in discussione sembra fatta dalla sinistra, almeno quella delle parole e dei proclami. Dove si era mai visto, se non si fa caso a Robin Hood, un prelievo alle banche, con tutti i crismi tecnici che vogliamo, perché lo sappiamo, abbiamo capito, è un anticipo delle tasse delle banche, ce li danno prima sti soldi e poi recupereranno. Dove si era mai visto questo prelievo per mettere soldi nella sanità pubblica, nella scuola, in tasca alle famiglie più in difficoltà, a memoria d'uomo, scusate, ma pure di donna, se volete anche di qualsiasi altro gender, scrive Cerno, perché lui chiaramente è dall'altra parte, ma è uno che dall'altra parte pensa giusto. A memoria d'uomo non ce n'è traccia. Lo dimostrano le prime conferme ufficiali, ma soprattutto la grande rosicata che è partita a sinistra, da PD a 5 Stelle, coautori dello sprofondo rosso da superbonus. Che il governo non avesse a disposizione la fabbrica di Willy Wonka per esaudire i desiderata di ogni italiano, lo sapevano anche i muri, ma che questa manovra manchi di equità sociale è una grande bugia, perché si rivolge, nei limiti del politicamente possibile, proprio a quegli italiani che negli ultimi 15 anni furono più penalizzati, e rompe il grande tabù dell'intangibilità dei banchieri. A farlo è stata la destra, piaccia o no a Conte e Schlein. E parleremo questa mattina di altre cose che ha fatto la destra, che la sinistra doveva fare ma non ha mai fatto. Alle 8:45 ad esempio ci collegheremo per il cui Parlamento con il senatore Roberto Marti, che ci racconterà come è arrivato finalmente lo stop al numero chiuso a medicina, roba che la sinistra, ragazzi, portava avanti da anni e anni, e guarda un pochettino, non c'è riuscita a farlo, l'ha fatto la destra. Il Corriere della Sera apre con: famiglie single, cambia il fisco, scontro sulla sanità, i medici protestano, Meloni, conti in ordine senza nuove tasse. La manovra, il MEF ai camici bianchi, sono stati stanziati 2,3 miliardi, detrazioni e bonus diversi, tetto al reddito.
L'editoriale di Daniele Manca, la strada in salita. Il governo rivendicherà di aver abbassato le tasse, altri, l'opposizione, diranno il contrario. È sempre stato così, persino durante i governi con maggioranze di coalizione larga tra centrosinistra e centrodestra, la discussione che accompagnava il varo della legge di bilancio era tanto accesa quanto stucchevole. In un paese come il nostro ad alto debito, bassa crescita, spesa pubblica elevata, quel che è prioritario è evitare di danneggiare i conti pubblici. Così Daniele Manca li zittisce tutti quanti. Siamo sempre sul Corriere. Maternità, il sì definitivo al Senato, stretta sulla surrogata, è reato universale, opposizioni all'attacco. E poi naturalmente il maltempo, fiumi esondati, frane, allarme in Liguria, dirottati 2 voli per Genova, oggi scuole chiuse nelle città e si comincia adesso ogni volta che piove la scuola si chiude, meglio chiaramente per evitare danni più gravi. Dal Corriere a Repubblica, che è chiaro, un editoriale chiarissimo, titolo principale chiarissimo: manovra no dei medici. I sindacati ospedalieri contestano i fondi insufficienti, pronti alla protesta. La Schlein nel 2025 solo 900 milioni. Se ne sono accorti e vabbè, gli altri arriveranno. Oh santa polenta! Meloni, la salute è una nostra priorità. Aumentiamo le risorse. E in effetti la sanità è l'unica dove ci stanno aumentando le risorse e non ci sono tagli, eccetera. Mai una felicità. Tasse calano, le detrazioni per chi non ha figli, ok? Calano le detrazioni per chi non ha figli, cioè se avete figli avrete più detrazioni, così che la mette Repubblica, capito? Cioè avete figli e pagherete di meno, no? Avrete più detrazioni. Non avete figli, calano le detrazioni. Ma i contenti non si possono far contenti tutti, non si può. Maternità surrogata reato universale, l'opposizione, tenetevi forte, aberrante. Aberrante. Cioè non è aberrante l'utero in affitto, capisci? È aberrante dire che è un reato. Avete sotto mano il telefono? Mi scrivete cosa ne pensate di questa cosa, perché siamo in democrazia. La nostra radio come si chiama? Radio Libertà. E allora come minimo io leggo tutti i vostri messaggi, anche quelli offensivi, certo. 340 6709 659. Questo è il numero di WhatsApp per scrivere in questo momento anche tu, nuovo ascoltatore che stai guardando la tua radio dicendo: che sta di questo? Ti vedo. 340 6709 659 per commentare le notizie che vi sto raccontando. Poi chiaro, più avanti, dopo le 9 meno 10, eccetera, apriremo le linee allo 0292947222. Potrete dirmi quello che pensate di me e della rassegna stampa. I primi migranti sbarcati in Albania, scrive quest'oggi il quotidiano Repubblica, ma 4 su 16 tornano in Italia e questo non va bene. Non va bene. Guarda, io sarei stato il primo che non li avrei fatti tornare, perché scusami, se in un primo screening tu eri maggiorenne e non è che il tempo passa e al posto di invecchiare ringiovanisci, assolutamente no, sei ancora maggiorenne. Se ti è venuto un po' di raffreddore sulla navicella che ti portava in Albania, ma ti do la medicina, non è che e invece la bontà del governo Meloni, la bravura del Ministero dell'Interno è stato questo, senza reticenze, senza fare nessuno scandalo. Sono piccolini, ragazzini piccoli e non, se non sono maggiorenni non possono stare in questo centro, li hanno messi sul gommone e adesso li portano a Lampedusa. Erano partiti in 16, ma già 4 dei migranti mandati in Albania sono sulla via del ritorno e i costi della spedizione con la nave militare Libra lievitano da 18.000 a 24.000 euro a persona. Già aumentato. Oh ragazzi, l'inflazione è terribile. Signori, è un esperimento, ok? Vogliamo fare questa prova? Mai provare cose diverse, come l'autonomia, non ce la vogliono far provare. Magari è una cazzata, se non funziona tranquillamente ce la toglieremo dalle scatole, ma fatecela provare. La stampa
Manovra scontro sulla sanità, medici in rivolta, se oggi andate a fare qualche esame, attenzione, ci saranno rivolte dei medici, ma i fondi ci sono, dice il Tesoro. Meloni dice fatto il massimo, banche solo anticipi di cassa. E certo, l'abbiamo scoperto, e allora l'importante è che ci siano questi soldi, che guarda caso vanno proprio alla sanità. Di spalla, maternità surrogata, reato universale, una legge demagogica che non servirà a nulla. Non serve, cosa la facciamo? Come l'autonomia differenziata, no? Non serve a niente, anzi, strano che non l'abbia scritto La Stampa, peggiora la situazione. No, non l'ha scritta. Andiamo via. Dove andiamo? Andiamo, e non so neanche io dove andare, non c'è che l'imbarazzo della scelta. Il Resto del Carlino apre quest'oggi su pensioni, tasse e famiglie, cosa cambia? Manovra, le novità, detrazioni con il quoziente familiare, l'assegno minimo a 625 euro, bonus per assumere donne, 1.000 euro ai nuovi nati. E tutte queste cose non piacciono, mai una gioia quest'oggi, ma ditelo, c'è qualcosa di positivo in questa finanziaria? 340 6709 659, detrazioni con il quoziente familiare, l'assegno minimo a 625 euro, bonus per assumere donne, 1.000 euro ai nuovi nati, tagli ai ministeri, ma alla sanità vanno 3,5 miliardi, contributo dalle banche, vince l'asse Meloni-Tajani, intervista a Cottarelli che dice, e se lo dice lui, conti in sicurezza. Si cambia di nuovo quotidiano, signore, richiedetemi il vostro quotidiano preferito al 340 6709 659, il Fatto Quotidiano, uno dei più amati e odiati naturalmente. Antimafia, la leghista Sudano sta con l'indagato per scambio, chiaramente la conosciamo benissimo, io tessera RIA dell'87, io e la Sudano, boh. La coppia condivideva la segreteria, lui e San Martino, già numero 2 della regione Sicilia, accusato di corruzione in un'inchiesta per scambio elettorale politico-mafioso, e poi altri impresentabili. E vabbè, il quotidiano, il Fatto Quotidiano li conosce, noi non li conosciamo questi. La campagna di Albania, tornano 4 migranti su 16, anche qui ragazzi è grave, è una cosa messa così, una cosa gravissima, e invece è una cosa bellissima, perché vuol dire che siamo diventati umani. Oh, 2 minorenni e 2 vulnerabili, governo ridicolo, scrive il Fatto Quotidiano. Cioè, se invece li facevamo entrare in questo terribile centro lager, eravamo bravi? 800 milioni buttati. Subito dopo averli traghettati a Tirana si scopre che non potevano stare lì e metà degli 800 posti promessi non ci sono. Va bene, brontolate pure, d'altronde se non ci aspettavamo nient'altro. No, io sì, mi aspettavo qualcosa di meglio, devo dire. Il Messaggero, fammi sognare, Meloni, fondi record alla sanità, hai visto? Manager PA, scure sugli stipendi, e sarà ora. La Premier, conti in ordine senza nuove tasse, ma i camici bianchi protestano, vertice a Bruxelles con Salvini e Tajani, Giorgetti, sacrifici per banche e assicurazioni. Manovra, la Premier, conti in ordine senza nuove tasse. E poi il piano riforme trasmesso a Bruxelles, maxi tagli alle detrazioni fiscali e bonus produttività per gli statali. Ne parleremo, come vi dicevo, alle 8:45, l'addio ai test d'ingresso a medicina, la selezione dopo il primo semestre, via il test a crocette per entrare a medicina, d'ora in poi si potrà accedere direttamente a un primo semestre filtro per poi provare a scalare la graduatoria nazionale. La riforma potrebbe andare in vigore già dal prossimo anno accademico 2025-2026. Di spalla la battaglia in Senato, la maternità surrogata reato universale, la stretta è legge. Il ricorso alla gestazione per altri,
Mi piace tutti questi gentiloni, scusate la citazione, ma si dice utero in affitto? No, non si dice più questa cosa, come immigrato clandestino non si può più dire, ma boh, il mondo sta cambiando, Sammy Varin. Il ricorso alla gestazione per altri diventa reato universale con l'approvazione del Senato, 84 sì, 58 no alla proposta di legge presentata in origine alla Camera da Maria Carolina Varchi di Fratelli d'Italia. La maternità surrogata diventa per lo Stato italiano una procedura perseguibile come reato anche se commessa in un paese dove è illegale. A votare a favore le forze di maggioranza, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, no invece dalle opposizioni. È propaganda, ma il governo replica battaglia di civiltà. Altro giornale, altro divertimento, signore e signori, il quotidiano La Verità titola quest'oggi record di cittadinanze agli stranieri, ma alla CEI non basta. Mandare migranti in Albania toglie i soldi a Caritas e Coop. Vero è che anche il Papa comunque ha benedetto queste ONG che fanno questo lavoraccio, d'altronde gli scafisti li cedono gli immigrati e loro ce li portano qua. Disumano, costoso e fuori dai parametri europei sono le tre obiezioni a questa operazione dei migranti in Albania. Disumano, costoso, fuori dai parametri europei, nonostante l'Europa continui a dire no, ma va bene, ci piace, tutti chiedono informazioni, voglio farlo anch'io, dove metto i migranti, li metto qui, li metto là, ma sono false queste obiezioni. Molti centri italiani sono assai peggiori e hanno costi miliardari. Ricordiamolo che ci sono queste associazioni che gestiscono i centri che molto spesso ne combinano di tutti i colori e salutiamo qualcuno che ha fatto i soldi in quel di Riace con uno standard, un modello che ragazzi tirava alla grande e poi è diventato sindaco nuovamente ed europarlamentare, ma lui non c'entra niente. Io sono sempre di questo parere, ragazzi. E come su Mauro, ma ce l'avete tutti con questa gente, loro non c'entrano, è quello che sta intorno che ha fatto magna, capito? E loro non se ne sono accorti. E può accadere questa cosa, come quello che ha preso le mazzette e gliel'hanno trovate in tasca e dice come sono entrate nelle mie tasche queste palanche? Mezza Europa vuole imitarci, sempre parlando dei centri in Albania, la verità è un'altra. Intanto scoperta l'agenzia Scafisti di Milano. Signori, per arrivare nel nostro paese, sito spot e prezzi da 4 a 11.000 euro. È proprio su questo che il PD dice ma poverini, hanno pagato magari 11.000 euro per arrivare qua da noi e noi li portiamo in Albania. Siete senza cuore. Chiaramente voi che mi state seguendo in questo momento siete invitati a dire la vostra, anche se siete elettori del PD. Inviatemi un messaggio, poi vi li leggo. 340 6709 659. Parlo soprattutto con voi nuovi ascoltatori che per la prima volta ascoltate Sammy Varin, Radio Libertà e dite ma che sta facendo questo? Commentate 340 6709 659. Di spalla sul quotidiano La Verità, utero in affitto, reato universale, la sinistra impazzisce. La Sharia in piscina, tutti fuori, c'è l'ora di nuoto musulmano. In Toscana, Figline Valdarno scambiano la sottocommissione per l'integrazione, buttano decenni di conquiste femminili, creano l'apartheid acquatico, ennesimo cedimento dopo la registrazione in comune di matrimonio e ripudio islamici. Beh, chiaro, dove c'è il PD tutto questo è vita quotidiana. Chi ci guadagna?
e chi ci perde con la manovra. Primi dettagli sulle entrate. Arriveranno da ministeri, banche, assicurazioni e riordino delle detrazioni. Tassate le criptovalute, più fondi per redditi bassi e famiglie numerose. L'opposizione sbraca, imbroglio. Manovra finanziata con i tagli ai ministeri, i sacrifici delle banche, la riorganizzazione delle detrazioni, più tasse sulle criptovalute e riduzione del canone RAI, stimoli alla natalità grazie alla carta per i nuovi figli che assicura un aiuto da 1.000 euro ai genitori meno abbienti per coprire le prime spese post-parto, contributi anche per gli asili nido. E chiaramente ancora non sono contenti. La coperta è corta, lo diciamo ogni anno, in ogni finanziaria, ogni volta, sempre a arrabbiarsi, sempre a incacchiarsi, ragazzi. Fatemi vedere il giornale, il quotidiano Il Giornale. Meloni e Giorgetti spiegano la manovra. Meno sprechi e meno tasse, tagli ai ministeri, restano le detrazioni sulla seconda casa, i sacrifici non li faranno solo gli operai. Premier soddisfatta. In centropagina, via il protocollo con l'Albania, finisce il business degli immigrati. Magari, che sogno. Chiudo gli occhi per un attimo e vedo gli immigrati che arrivano qui soltanto per lavorare. Chi ha davvero protezione di aiuto va a bussare alla porta dove bisogna bussare e arriva qua con i documenti in mano, mica gettati in mare. Meloni, molti paesi guardano all'intesa con interesse. Questa è la prima pagina del quotidiano Il Giornale, che naturalmente parla anche dell'utero in affitto, reato universale. L'Italia diventa esempio per tutti. E l'editoriale di Alessandro Sallusti, che vi leggerò dopo la pausa, è intitolato Cos'è davvero questa destra? E ve lo dico tra poco. Il tempo della canzone, non lo sapevate? Ogni mezz'ora Sammy Varin manda in onda un artista indipendente. Il primo artista, quello delle 8, è sempre un pianista, una pianista, un con l'asterisco pianista. Oggi arriva Beatrice Rana. Sono le 8:01. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente.
Beh, vi sto titillando con la pianista delle 8. Lei è Beatrice Rana. Pensate che ha debuttato come solista all'età di 9 anni. Oggi è una delle artiste italiane più conosciute all'estero. Come al solito, conosciutissima all'estero. E qui chi la conosce? Domani sarà all'AC di Lugano, il 20 ottobre a Vienna, il 28 a Seul, il 30 a Singapore. Accipicchia, brava Beatrice Rana. La sonata per piano opera 106 di Beethoven, ma trovate l'intero album cercando su YouTube e sugli store digitali Beatrice Rana. Ogni mezz'ora un artista indipendente interrompe le nostre chiacchierate, ma anche i vostri WhatsApp al 340 6709 659. Vi ho fatto impazzire questa mattina e ne godo, perché se riesco a svegliarvi vuol dire che il Sammy Varin alla fin fine ha toccato la corda giusta. Enrico Toscano a Imperia finalmente è riuscito a memorizzare il nuovo numero. Enrico, e che ti faccio le estrazioni del letto tra poco. 340 67 09 659. Abbiamo trasmesso le estrazioni del letto. Sei sceso dal letto, Enrico? Ti sei accorto, dice Enrico, che molti conduttori TV, specialmente sulla 7, non riescono a dire un nome e cognome senza metterci nel mezzo? No, non me ne sono accorto, però dicono molte altre fregnacce. Lorenzo, buongiorno Sammy, ieri stavo seguendo Fuori dal coro. In sostanza, nelle anagrafi i musulmani vengono registrati come sposati con più donne, contro la legge e la cultura italiana. Questo è un ammutinamento. Possibile non ci siano dei responsabili? E caro Lorenzo, ne stiamo parlando da settimane se non da mesi, perché nei comuni se ne lavano le mani e anche i piedi, registrano quello che gli dicono, anche le cazzate, anche le cose che riguardano la loro sharia, perché questa gente preferisce la sharia alle nostre leggi. Questa è la vergogna. Ciao, sono un nuovo ascoltatore e pur essendo leghista sono deluso da questo governo che in realtà non ha fermato un bel nulla. Del resto l'unico che ci ha provato è a processo. Saluti, Roberto da Parma. E ricordiamo Matteo Salvini proprio questo venerdì sarà a processo, ci sarà l'arringa dell'avvocata della Lega e speriamo in bene. Buongiorno Sammy, io divento matto quando sento migranti vulnerabili, fragili e balle varie. Sono clandestini e avendo compiuto il reato devono stare distanti dal paese. Sulla manovra vedrai che i sinistri si attaccheranno ad altro. Fabio da Vercelli. Insomma, Fabio, sono clandestini certamente, però se uno arriva qua alle Kushamal è vulnerabile. Se è minorenne, lo so che hanno la barba bianca alcuni, però a volte ci sono queste malformazioni che si cresce questa peluria a 10-12 anni, ma c'hai 10-12... Santa polenta, mai una gioia, mai contenti. Beh, vado avanti. Ciao Sammy, è inutile che batti questo tasto, Quale tasto? Conosco persone che votano a sinistra da una vita e ti posso garantire che non cambieranno mai idea, perché odiano tutti quelli, politici e non, che non la pensano come loro e sono supportati da quella miriade di organi di informazione che odiano il governo e la destra. Giusto Mario, però molti hanno una loro testa e in moltissimi hanno spostato il loro voto. Inizialmente è un non voto, ok? E infatti Bersani ieri ha lanciato l'allarme in Emilia Romagna, potrebbe esserci molto non voto e chissà come mai sono lì ancora tutti sott'acqua ogni alluvione e pensi che ti vanno ancora a votare il PD. Magari inizialmente non voto, ma poi si guardano intorno e dicono forse è il caso di votare qualcun altro. 340 6709 659. Sì, dai, il più veloce viene letto. Vediamo chi me lo scrive in questo momento, io lo leggo. Cesma, buongiorno Sammy, direi che riguardo le dichiarazioni del PD, scritto giusto, questo governo sta riuscendo finalmente a stanare l'opposizione sulle tematiche relative legate ai diritti civili. Tasse abbassate? Ieri la benzina è aumentata rispetto al giorno prima. Gian, dovevi fare il pieno quando costava un po' meno, ragazzi. No,
non è che potete pensare che continua a scendere, non è mai stato così basso il prezzo della benzina. Io ho goduto per tutta l'estate, continuavo a farmi il pieno, godo, orgasmi a go go quando arrivi al pieno, e adesso aumenta un pochettino. Mai felici oggi, veramente, capite che ognuno c'ha le balle girate per qualche cosa. Attenti voi che andate dal dottore quest'oggi, vi tratterà malissimo. Carla, per la sinistra tutto quello che è illegale è contro ogni morale, è lecito. Sono contro questo governo perché per la prima volta c'è qualcuno che tutela la famiglia tradizionale, e per loro la famiglia tradizionale sarebbe da cancellare. Ben vengano provvedimenti come quello che rende reato la maternità surrogata. Ultimo messaggio, ma ce ne sono ancora non so quanti. Questa storia dell'Albania è tutta da ridere. Hanno usato una nave militare per portare 16 soggetti quando potevano usare un pulmino. Adesso se la fanno sotto perché 4 sfigati hanno la febbre. Hanno solo paura di essere criticati. Questa non è destra, Dani da Como. Dani. Questa è la destra buona. E la destra gentile, come Lupo De Lupi, il lupo buonino. Ma non siete mai contenti. Mi fermo, ma continuate a scrivere. WhatsApp 3406709659, ce li ho qua, quelli scritti in neretto vuol dire che non li ho ancora letti, e tranquillamente li leggo tra poco. Il tempo, certo, di ancora qualche titolazione che serva a tenervi svegli, soprattutto quelli che sono a casa, che stanno guardandoci sul canale 252 del televisore. Ragazzi, buongiorno. Se avete il TV collegato ad internet, se è uno smart TV, guarda che potete anche guardare i quotidiani che sto facendo passare, bada ben, sul vostro monitor. E Libero quest'oggi incarna abbastanza l'umore variniano della rassegna stampa. Rissa sulla manovra, meno tasse, la sinistra piange. Continua la campagna a suon di bufale di PD e 5 Stelle, smentiti sugli aumenti di imposte, inventano numeri sulla sanità e si lamentano persino per i tagli ai ministeri. Bonus casa, assegna alle famiglie e pensioni, ecco tutte le novità per i contribuenti. E poi la foto, eccoli qua, va che faccia da incazzati. I primi migranti trasferiti nei centri costruiti dall'Italia puntavano Lampedusa, sono in Albania. Ma bisogna proprio dirglielo, che sono andati in Albania. Poi non è che ci sia tutta questa differenza orograficamente. No, Lampedusa è più... Certo, il mare di Lampedusa è il mare di Lampedusa, ma loro non sanno neanche nuotare, non gli si poteva dire che era Italia. Qualcuno, secondo me, pensa ancora di essere in Italia. Non scherzare, Sammy Varin. L'editoriale di Daniele Capezzone, l'opposizione disarmata e depressa. Solo qualche riga. Da ieri si registra un'ondata di panico a sinistra. Aiuto, la Meloni ci ha rubato pure la protezione sociale, con i nostri progressisti che non sanno più a cosa attaccarsi per sparacchiare contro il governo, trovandosi completamente spiazzati sul loro stesso terreno. Immaginiamo la disperazione, lo sgomento nelle redazioni progressiste e nei partiti di quell'area, mentre Giancarlo Giorgetti e Maurizio Leo ieri mattina illustravano le misure economiche decise dal governo. A poco tutto il racconto e la retorica della sinistra in questi mesi venivano spolpati e quasi privati di senso. Ci arriveremo tra poco, e arrivateci ragazzi acquistando quest'oggi il quotidiano Libero, che titola tra l'altro: il disastro Stellantis, ora pure Biden prende di mira la banda Elkann. È chiaro, insomma, a un certo punto dici le cazzate e prima o poi la gente si gira e dice: ma cosa ha detto questo? Ci si mette un po' magari. Torniamo sul quotidiano Il Giornale, perché ve l'avevo promesso l'editoriale di Alessandro Sallusti, che ci spiega cos'è davvero questa destra. Intanto voi
WhatsAppate, signori, e voglio il vostro giudizio, il giudizio anche del nuovo ascoltatore che per la prima volta segue questo canale, o siete recentissimi ascoltatori, avete scoperto una radio che prima non c'era. 340 6709 659, commentate le notizie del giorno. Alessandro Sallusti sul quotidiano Il Giornale: dopo mesi di indiscrezione che hanno fatto discutere anche più del necessario, il governo ha presentato la sua manovra economica da 30 miliardi, terza in ordine temporale, ma forse prima per importanza, perché delinea in modo più netto e preciso quale sia la rotta che si intende percorrere in futuro. La manovra economica è infatti l'atto politico per eccellenza che distingue un governo di destra da uno di sinistra. La buona notizia è che questa è una manovra economica di destra, e per questo la sinistra nei suoi confronti si è messa legittimamente sulle barricate. Il problema non sono i numeri, sembra un paradosso, ma non c'è nulla di più opinabile o contestabile proprio dei numeri. No, alla sinistra non va giù che un governo di destra si comporti come tale, che indichi e finanzi una ricetta di crescita economica e sociale diversa dalla sua, che peraltro, messa in atto nel passato decennio, si è dimostrata fallimentare, come dimostrano i risultati elettorali. A fare impazzire la sinistra è poi il fatto che una manovra economica sfata la leggenda di una destra elitaria, classista, nemica del popolo e delle fasce più deboli. I soldi che ci sono, pochi o tanti che siano, il governo Meloni li ha messi sul lavoro, il cuneo fiscale, sulle famiglie numerose, i bonus figli, ha introdotto meccanismi per una redistribuzione della ricchezza, la tassazione, anche se guai a chiamarla così, delle plusvalenze bancarie, e per una lotta agli sprechi, il taglio lineare del 5% a tutti i ministeri. Ora, non è che la destra è diventata di sinistra, è che è falsa la narrazione prevalente che viene fatta su di lei. Semmai è la sinistra che ha smarrito la strada, assecondando utopie ambientaliste, trafficanti di uomini, ossessioni di genere, fantasmi fascisti, pulsioni antioccidentali, moralismi giudiziari e chi più ne ha più ne metta. Questa manovra finanziaria non è certo la panacea di tutti i mali, ma ha il pregio di parlare e di venire incontro al paese reale, pur sapendo che accontentare tutti sarebbe davvero bello, ma impossibile nei fatti stante la situazione dei conti. È una manovra da onesto padre di famiglia che ha sì presente le esigenze attuali dei figli, ma si preoccupa anche di garantire loro un futuro. Questo l'editoriale del quotidiano Il Giornale. E visto che state applaudendo a questo editoriale, io giustamente mi lascio influenzare dagli ascoltatori. Certo, allora vi porto sul quotidiano Il Giornale. Dai, facciamoci insieme una passeggiata e vediamo che cosa racconta, ad esempio, a pagina 2. Meloni, risorse per lavoro e famiglia. Giorgetti, manovra contro gli sprechi. La Premier soddisfatta, non ci saranno nuove tasse e teniamo i conti in ordine. Il ministro, i sacrifici non li faranno solo gli operai. Gestione prudente delle finanze. Ieri il titolare del Tesoro ha detto: la nostra politica ha determinato maggiori entrate stabili per 18 miliardi, così abbiamo potuto stabilizzare il taglio del cuneo e la riforma IRPEF. Sul quotidiano Il Giornale si riassume naturalmente in tanti box, cosa che stanno facendo praticamente tutti i quotidiani, quelle che sono le novità: cuneo IRPEF, sgravi per i redditi fino a 40.000 euro. Quanto guadagnate? Fate un po' i calcoli. Sanità, assunti 30.000 tra medici e infermieri. Lavoro, premi di produttività e più fringe benefit. Immobili, restano le detrazioni sulla prima casa. E ancora, giochi e accise, più ritenute sui bitcoin e proroga per i giochi. Banche e assicurazioni, dagli istituti 2,5 miliardi, dalle polizze 1 miliardo. INPS, rivalutazione piena delle pensioni minime. Investimenti e PNRR, potenziata la difesa e anticipo alle ferrovie dello Stato. Concordato preventivo, dal gettito le risorse per tagliare le aliquote.
e compratevelo però un giornale. E insomma, un giornale, in questo caso il giornale è cerchiamo di uscire di casa, alzate il culo dal divano, andate in edicola. Esistono ancora le edicole? Sì, 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 ne ho viste, c'era anche dentro qualcuno, è pazzesca sta cosa, potreste addirittura parlarci insieme, acquistate un quotidiano. Le misure per la famiglia, ai neogenitori card da 1.000 euro e detrazioni in base ai figli. L'aiuto scatta fino a un ISEE di 40.000 euro, rafforzato il bonus asili nido e congedi parentali all'80%. Insomma, arriverà una card da 1.000 euro per aiutare i neogenitori con ISEE fino a 40.000 euro, a cui si aggiunge un miglioramento dei congedi parentali all'80% che passano da 2 a 3 mesi. Ci sono buone notizie per chi fa figli o semplicemente per chi ha osato fare figli e ha una famiglia. Con la F maiuscola, certo, noi ce la mettiamo. Avanti con le notizie, siamo sempre sul quotidiano Il Giornale, che tratta naturalmente anche la vicenda migranti in Albania, i primi 16 migranti in Albania, sbarchi già calati del 62%, la von der Leyen, l'intesa, bella lezione per l'Unione Europea, bella lezione per l'Unione Europea, bella lezione per lo... Sto campionando, sì, ma c'è qualcuno che non capisce, che continua a dire vanno a cercare chiunque a Strasburgo abbia un badge dell'Europarlamento e gli fanno la domanda sperando che dica no, io non sono da chiunque, anche l'Apriporte vanno a intervistare quelli di Repubblica. Salutiamo i colleghi giornalisti, professionisti naturalmente. Bella lezione per l'Unione Europea, ve l'ho detto, Piantedosi, risparmi sull'accoglienza, ma 4 sono già di ritorno in Italia. Ecco, e a me questo mai io non l'avrei messo. 4 perché 2 erano minorenni, altri 2 erano vulnerabili, si sono accorti di avere un po' di febbre, insomma può capire, li rimandano indietro, perché questa è la destra con un cuore. Torniamo umani, quante volte ce l'hanno detto, adesso che siamo tornati umani ci fanno il mazzo tanto. Il Viminale, protocollo oggetto di studio in molti paesi europei, avete sentito? La sinistra insiste sul danno erariale, gli 800 milioni potevano andare alla sanità. Sì, ma capite che questo è un esperimento da fare perché ce lo ha detto l'Europa che bisogna trovare una soluzione, altrimenti la soluzione è tenerceli noi. So che questo piace agli amici del PD. L'inchiesta di Milano, a proposito di cose che piacciono agli amici del PD, si scherza, lo so che voi le fate rispettare le leggi. Sgominata banda di scafisti, in manette 10 egiziani. Pensate che questi organizzavano il viaggio e i migranti, che anche lì uno dice ma quanto boccaloni sono i migranti che migrano e si fanno ciulare ogni volta un fracco di soldi? Sborsavano anche 6.000 euro a testa. Cioè, un aereo penso che è con uno di quei voletti che poi magari non parti e stai lì ore e ore ad aspettare, ma prima o poi parti, ma costa poche decine di euro. Gli investigatori della seconda sezione della squadra mobile di Milano che si occupano di criminalità straniera li descrivono come una joint venture o comunque come una mega agenzia di viaggi che sfrutta ogni genere di contatto nei paesi stranieri interessati alle loro attività di esportatori di esseri umani. Una narrazione efficace per comprendere i movimenti, le sfaccettature della banda di 10 egiziani sottoposti a fermo giudiziario dalla DDA di Milano con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento all'immigrazione clandestina, all'esercizio abusivo dell'attività creditizia. In breve, veri e propri collettori di richieste di migranti africani interessati per lo più a venire in Italia, ma anche a raggiungere la Grecia sborsando cifre che secondo il listino prezzi superavano spesso i 6.000 euro a testa. Non sono poveri, Ce li avete voi 6.000 euro cash da pagare a questi? L'organizzazione, spiega il dirigente della Mobile, smistava i migranti a 2 gruppi di trafficanti, quelli che dall'Egitto li spostavano in Libia e da lì in poi ad altri complici che dopo mesi trascorsi in safe house, le case dove i migranti dimorano in attesa della partenza, si occupano del viaggio verso l'Europa, partendo appunto dalle coste libiche per poi attraversare il Mediterraneo fino alla meta agognata.
volta. Durante le pause africane del viaggio, l'organizzazione era strutturata per ogni esigenza, quindi c'era chi trovava i beni necessari per gestire i migranti proprio durante la permanenza in Libia, chi individuava le imbarcazioni per il viaggio della speranza e chi provvedeva alla raccolta del denaro. Proprio a proposito di soldi, nell'ultimo periodo la tendenza era quella di proporre ai migranti il visto di lavoro, tant'è vero che in alcuni casi, trattandosi di minorenni, il pacchetto, visto più che contratto di lavoro naturalmente fittizio, faceva salire la tariffa fino a 10.000 euro. Cioè, di solito costavano meno i piccolini, no? E gli fanno pagare di più. Giustamente li hanno beccati, dice, oltre a essere uno scafista, trafficante di esseri umani, bastardo dentro. Le indagini della mobile milanese dello SCO in collaborazione con Europol hanno preso il via nel luglio 2023 e hanno portato a galla la presenza di questo gruppo milanese, parlavano milanese, scusate vere, ciapachidane, inserito in una rete criminale internazionale molto più grande, che però contava enormemente sugli appoggi di connazionali residenti sotto la Madonnina, in particolare in quella rete di strade che circondano la ben nota area di via Padova, dove sono tutti italiani. Lì un nucleo familiare specializzato nel trasferimento e nella gestione dei guadagni, movimentati a seconda della necessità dell'organizzazione, utilizzava il classico metodo Havala, cioè lo scambio di contanti basato su accordi informali tra privati. Lo sapevate voi, si chiama Havala, e girano i contanti che ricevono poi una percentuale per il servizio. Questi viaggi illegali per migranti dalle coste nordafricane a quelle italiane venivano promossi attraverso gruppi e profili social in una sorta di marketing fai da te. In realtà specchietti per le allodole con filmati che immortalavano imbarcazioni veloci, all'apparenza sicurissime e linde, popolate di ragazzi sorridenti, li abbiamo visti sti filmati su Facebook, e felici come se fossero in partenza per le vacanze, con addosso giubbotti salvagenti, seduti ordinatamente uno accanto all'altro a godere della brezza marina, mentre indossano costumi e magliette casual all'ultima moda e cantano in arabo, una sorta di catalogo patinato che si sarebbe però rivelato molto diverso dalla realtà. E insomma, scafisti, bastardi e pure imbroglioni, ma ci sono quelli del PD che dicono poverini. 8:24, cosa ne pensate? Cosa vi sto dicendo? Se vi dico delle cose che vi solleticano una reazione, 340 6709 659, dite la vostra e ditemi anche se siete nuovi ascoltatori, se ci avete scoperto da poco, cosa ne pensate della nostra radio e altre oscenità del genere. Migranti, Meloni rivendica l'intesa tra Italia e Albania, molti in Europa ci seguiranno, ma poi, a proposito di Europa, oggi il vertice sui flussi, domani il premier in Libano, non visiterà UNIFIL, incontro di maggioranza a Bruxelles. A proposito di Europa e di migranti, Meloni rivendica l'intesa tra Italia e Albania dicendo molti in Europa ci seguiranno, e la fotografia di Giorgia Meloni con i vice premier Matteo Salvini e Antonio Tajani ieri in una serata all'Hotel Amigo nel centro di Bruxelles. Stanno per ordinare. Che mangeranno? Non ce lo dice, no? Anche perché il giornale, insomma, è un attimino più intelligente, parla d'altro. Ad esempio parla dell'utero in affitto reato universale, a pagina 10, con Laura Cesaretti che ci ricorda l'ok del Senato dopo la Camera, adesso è legge, ma l'opposizione infuriata si mobilita. Colleghi maschi di maggioranza, il mio utero non è di Giorgia, è mio e lo presto a chi voglio io, signori. Il grido da 8 marzo vintage, un po' lisergico. Cosa vuol dire? Che viene scagliato nell'aula da una senatrice grillina, è uno dei più surreali momenti clou della giornata. Ripeto la frase: colleghi maschi di maggioranza, il mio utero non è di Giorgia, è mio e lo presto a chi voglio io. Lo presto, non lo vendo, lo presto, gli faccio un favore, certo. L'emiciclo del Senato si divide tra ilarità e urla, si sfiora la rissa perché i colleghi di partito della passionaria 5 Stelle Lisa Pirro si indignano per i dileggi e strillano silenzio, lasciatela parlare, mentre quelli di Lega e Fratelli d'Italia scendono agitati dai loro scranni. Si interpongono i commessi, la discussione riprende, a sera si vota, la PDL promuove
mossa da Carolina Varchi di Fratelli d'Italia, che dichiara la gravidanza per altri reato universale, ossia perseguibile anche se viene compiuto all'estero, diventa legge. 84 voti a favore, 58 contrari. Una norma manifesto inutile e ideologica, visto che in Italia questa GPA è già vietata, accusa l'opposizione. Un'estensione necessaria, sia pur simbolica, per sventare il turismo riproduttivo e il suo giro d'affari, secondo la maggioranza. Non sarà reato universale, dice da Forza Italia per Antonio Zanettin, ci si limita a punire un cittadino italiano che all'estero ricorra alla maternità surrogata. Di certo il tema è tanto giuridicamente complesso quanto eticamente sensibile e taglia trasversalmente le aree politiche, dai cattolici alle femministe. In tanti ieri nell'aula del Senato si sono detti nettamente contrari alla pratica della maternità surrogata, anche nei ranghi del centro-sinistra, ma contro la dichiarazione un po' tagliata con l'accetta di reato universale l'opposizione si compatta tanto quanto la maggioranza a suo sostegno. Se si fa passare il principio che ciò che è reato in un paese può essere perseguito anche in quelli dove invece è lecito, si aprono le porte allo sdoganamento di Ayatollah e Sharia, ammonisce il capogruppo di IV Enrico Borghi. Il reato universale serve a evitare che il divieto di utero in affitto venga aggirato all'estero da ricchi committenti che sfruttano donne bisognose in Asia come in Ucraina, dice il capogruppo leghista Massimiliano Romeo. È la prima volta che sento Romeo difendere le donne ucraine. Mi fa molto piacere, ironizza il Dem Filippo Sensi con ovvio riferimento all'invasione russa. Il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia Malan denuncia: la giunta di sinistra di Roma ha vietato di separare cani e gatti da propri cuccioli prima di 60 giorni, ma le mamme dei bambini non si tutelano. Incalza la sua collega di gruppo Marta Farolli: il figlio di Elton John, separato dalla madre, ha pianto per 2 anni. Replica del PD Graziano Del Rio: io sono contrarissimo alla maternità surrogata, ma è già vietata dalla legge 40. Questo nuovo reato è solo un vacuo esercizio retorico. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Da oggi la tua radio È ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Un vortice ciclonico colpisce il nostro paese, provocando forte maltempo. Al mattino cieli grigi su gran parte dell'Italia con piogge forti, soprattutto al nord e in Toscana. Nel pomeriggio situazione in ulteriore peggioramento, con precipitazioni a carico soprattutto delle regioni settentrionali verso il resto del centro. Irregolarmente nuvoloso o coperto anche altrove. Per ora è tutto da meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Di stile e stiletto, la disarmante voce della semplicità, in una visione soggettiva e femminile della realtà, con disincanto, crudezza, dolcezza e poesia. Le Armelline della Pesca, con Luisella Pescatori, detta La Pesca, ogni mercoledì alle ore 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Degli ascoltatori di Radio Sabina è il singolo che è uscita nel nostro nuovo album. È un brano che parla di Savinare e di Trapani, di uno dei più antichi misteri della Sicilia. Affascinante di qualcosa, è ricco di significati storici e culturali. Savina parla della forza e della resilienza necessaria per sopportare
condizioni difficili, simboleggiate dal vento, dal sole e dal sale stesso. Sabina è una metafora potente della resistenza umana e del modo in cui le difficoltà della vita possono plasmare e rafforzare chi ne attraversa, rendendola preziosa come il sale. Buon ascolto, Sabina. Musica indipendente, artisti sconosciuti a livello nazionale, ma questi vanno fortissimo in Sicilia. Si chiamano Vorianova. La loro nuova produzione è Salina e sta per arrivare un intero album, ma è l'ennesimo. Questi sono da decenni che girano tutta la Sicilia in concerto. Un beat accattivante, un sound moderno in cui coesiste hip hop, elettronica, rock, dialetto isnellese di Isnello in provincia di Palermo. Un omaggio ai salinari di Trapani e Marsala e il nuovo CD tra poco. La nostra è una radio che storicamente parla tutte le lingue, tutti i dialetti. Con il buongiorno rinnovato, 8.35, la voce di Sammy Varin. Certo, sono io che conduco in questo periodo storico la rassegna stampa. Il nostro condirettore Giulio Cainarca arriverà subito dopo le 9.35, dopo l'editoriale di Sallusti Liberamente. È il tempo di Giulio Cainarca con una nuovissima trasmissione che si chiama Auto da Fè, tutta da ascoltare. Ma intanto WhatsApp, vi ho provocato e me ne avete scritti di tutti i colori. 340 6709 659. Grazie Sammy, adesso ho capito dove sono andati i 19.000 euro di tasse pagati lo scorso anno. Spero la crociera sia stata piacevole per i minorenni. Non capisco questo vuoi far ridere qualcuno, ma non lo so. Non scaricate
la Pio, non fate l'Hit Wallet che è una fregatura, ma non c'era bisogno che ve lo scriveva Ravizza, ma ci mancherebbe altro. La Pio l'abbiamo dovuta scaricare ai tempi, lo sappiamo, la usiamo ogni tanto per pagare qualche multa eccetera, ma ci siamo accorti che è già una piccola fregatura perché ti fanno pagare, dice uno non alzo il culo dal divano, sto seduto e pensate anche che sia gratis, sì, ma sta cosa di mettere poi carta d'identità, no, la tessera di quell'altro, la patente, tutto quanto lì dentro, che poi per farla vedere ai carabinieri quando ti fermano ci vuole un mezz'ora di tempo perché devi mettere il codice, puoi andare sul sito, aprire l'app e intanto i carabinieri sono lì che tamburellano, no, meglio tirare fuori la patente dal portafoglio. Buongiorno a chi ci scrive, buongiorno ad Ambrogio che dice la sua, signor Varina, è una pia illusione, quelli dell'Emilia e non solo andranno in massa a votare PD perché hanno il letame nella testa. No, Ambrogio, assolutamente no, era successo anche in Umbria, anni fa mi scrivevano dicendo ma se voterò centrodestra perderò il lavoro, se ne sono accorti in Umbria, se ne sono accorti nella maggior parte delle province toscane dove, guarda un po', vige la regola che comanda il centrodestra, non è successo nulla se non che peggio di così non si poteva andare, le cose vanno meglio. Ancora WhatsApp 3406709 vuoi scommettere che la Slane farà fare una maternità surrogata per dispetto e si farà dare 1.000 euro per il nuovo nato? Marco da Milano. Cominciamo a portare 4 vulnerabili in Vaticano, facciamoci dare gli 11.000 euro da investire nella sanità. Assolutamente no, non si tocca il Vaticano. Ciao Sammy, hai notato che al G7 sulla disabilità, a differenza degli altri G7, non c'è la democraticissima e sol dell'avvenire ucraina? Che i disabili ucra siano a forza spesso rapiti e mandati al fronte come succede ormai da più di un anno. Luca, l'ho visto, uno in carrozzina che sparava, sì. Santa polenta, si chiama Radio Libertà e siamo liberi di ascoltare quello che dite. Sammy, intanto che l'Europa ci segue, sarebbe sufficiente che Germania o Spagna tolgano i finanziamenti alle loro navi raccogli spazzatura e se li portano nei loro paesi come da bandiera della nave. No, non esageriamo, però sì, sappiamo che sono molte queste ONG e anche qualche confraternita cristiana che aiuta queste c'è un audio, certo, c'è un audio perché i vostri WhatsApp non solo sono scritti ma c'è anche l'audio. Sentiamo una voce, fidiamoci, proviamo, dai. Ragazzi, buongiorno, sono Albino della provincia di Torino. Allora, qui si parla di 6, 8, 10.000 euro il costo di un trasferimento dall'Africa all'Europa. Ora, questa gente arriva da paesi dove il reddito medio è inferiore ai 1.000 euro l'anno, dove li trovano i soldi? Chi glieli dà? Ecco, è questo che voglio capire, chi glieli dà? Ma nessuno si pone questa domanda. Si dice solamente pagano qua, pagano là, pagano su, pagano giù. Però vogliamo capire chi è che finanzia questa gente e per quale motivo? Se non si arriva a questo punto, allora veramente qui viviamo in un mondo dove la menzogna è alla base e dove noi siamo presi per i fondelli dal mattino fino alla sera e anche il giorno dopo. Grazie caro, e viene il dubbio, certo, viene il dubbio, chiaro è che se ti devo rispondere da esponente del PD, questa gente poi viene in Italia a cercare un lavoro, lavora e poi spedisce i soldi a casa per pagare questi debiti che hanno aperto per arrivare fin qua. È chiaro che non trovando il lavoro che fanno si mettono a spacciare droga, che rende molto di più, picchiano, violentano perché si incazzano chiaramente con l'Occidente che il lavoro non gliel'ha trovato e si fanno una vita decisamente spericolata a danno nostro per pagare i loro debiti. Questa è la risposta che potrebbe dare un esponente di sinistra, dando la colpa a noi che non gli procuriamo lavoro, noi che non riusciamo a gestire, non siamo capaci di gestire questo welfare, noi di centrodestra. Fammi vedere una notizia che non c'è da nessun'altra parte. Sì, perché ogni tanto uno gli viene del dubbio, dice ma queste cose, cosa succede qualche cosa di nuovo? Sì, sul Corriere
Finalmente una buona notizia, cambio di rotta sul corso di nuoto per donne islamiche. Ceccardi della Lega dice il PD ha imparato la lezione. Il comune fa marcia indietro dopo le polemiche. La piscina per musulmane è aperta a tutte. Se non è una retromarcia, ci assomiglia davvero tanto. I dirigenti dell'Unione Italiana Sport per Tutti, dopo il polverone sollevato dalla decisione di chiudere la piscina comunale di Figline Valdarno per organizzare un corso di nuoto dedicato esclusivamente a donne musulmane, hanno cercato di correggere goffamente il tiro. E se lo scrive il Corriere, il corso di nuoto è aperto a tutte le donne di ogni cultura, credo ed etnia che vogliono frequentare la piscina in un ambiente a loro dedicato, ma la piscina viene evidenziato in una nota, abitualmente aperta in altri orari, e così non vengono tolti spazi ad altre attività natatorie svolte all'interno dell'impianto, anzi si allarga l'offerta di pratica sportiva, una posizione condivisa sotto l'egida e la supervisione del PD, anche dal sindaco della cittadina posta a metà tra Firenze e Arezzo, Pianigiani. Voglio specificare che l'accesso è riservato a tutte le donne, senza alcune distinzioni. Chi da anni, come il sottoscritto, si impegna in prima linea per una cittadinanza inclusiva, non può che respingere al mittente ogni accusa di marginalizzazione della società e della nostra comunità, che al contrario ha dato prova di maturità, tutto con l'accento sulla A. Una scelta, quella di sottomettersi alla cultura islamica, che non è piaciuta affatto al centrodestra. Sul tema è intervenuto con un post sui social anche il leader della Lega Matteo Salvini. Inaccettabile. Lo sport è inclusione e condivisione. Se si decide invece di isolare e segregare le donne musulmane per rispettare il loro diritto allo sport, si va contro questi principi. Come Lega andremo fino in fondo chiedendo di fare chiarezza. L'integrazione non si fa in questo modo. Del medesimo avviso anche l'eurodeputato del Carroccio Susanna Ceccardi. Tanto imbarazzo, altrettanta ipocrisia nella marcia indietro del sindaco di Figline Valdarno. Prova evidente che quel progetto ghettizzasse anziché integrare le 7 concittadine di fede musulmana. Chissà se il PD ha imparato la lezione. A eccedere col buonismo il progressista diventa talebano. Protesta anche Fratelli d'Italia, come il consigliere comunale di Firenze Alessandro Draghi. In questa vicenda qualcosa che non quadra nel processo di integrazione. Ecco il cambio di rotta sul corso di nuoto per donne islamiche. E con il tempo di Osho, che diceva il numero del tempo del 16 ottobre, in cui è comparso per la prima volta l'articolo di corso di nuoto riservato a sole donne musulmane, organizzato in una piscina. Insomma, d'altronde effettivamente questo è la situazione. Sul quotidiano Il Tempo, ragazzi, mettiamo i puntini sulle i, non sul Corriere che diceva e dice altre cose. Ancora segnalazioni, signori, e qui trovate la segnalazione più importante del giorno, secondo alcuni, anche da ciò che mi state scrivendo. La segnalazione arriva sul quotidiano Repubblica: la maternità surrogata è reato universale, l'opposizione in rivolta, legge aberrante. La norma di Fratelli d'Italia passa in Senato con 84 sì e 58 no. La Meloni stoppa la mercificazione, Magi sarà spazzata via dalla consulta. I radicali, subito indovinate cosa chiedono? Chiedono un referendum. Ma torneremo su questi argomenti tra pochissimo. Ora c'è il collegamento con Qui Parlamento. Qui Parlamento. Con il buongiorno rinnovato a chi avesse acceso solo in questo momento Radio Libertà in diretta nazionale su canale 252, sulla banda DAB dell'Autoradio, su tutti i social e sul sito radiolibertà.net. Pura controinformazione con una notizia molto importante che viene messa, sì c'è, ma non è proprio in primissimo piano sui quotidiani, anche perché il bello deve ancora avvenire. Ieri dalla Commissione Istruzione del Senato è arrivato lo stop al numero chiuso
a medicina. Insomma, dopo anni di promesse della sinistra che prometteva a fare questa cosa e quindi a dire basta numero chiuso per entrare a medicina, ci ha pensato la destra. Con noi il senatore della Lega Roberto Marti. Buongiorno Roberto. Buongiorno a voi. E allora c'è soddisfazione certamente per un qualcosa che doveva fare qualcun altro e alla fine ci siamo messi insieme e l'abbiamo fatto noi, perché insomma con questa storia delle crocette era il caso di dire basta, e poi c'è bisogno di queste persone nell'ambito della sanità. Marti. Sì, intanto voglio dire, io permetto una cosa, questi tipi di riforme, diciamo, sono attese da più di 25 anni e in questo caso specifico si sente parlare di riforma dell'accesso a medicina al numero chiuso, al superamento, diciamo, del famoso test a crocette da più di 25 anni. Quindi devo dire la verità, sono passati tanti governi, non solo, diciamo, quelli di centrosinistra, magari anche il centrodestra non è riuscito a focalizzare, ma comprendo la motivazione. La motivazione è molto complessa. Io intanto mi presento, sono il Presidente della Commissione Cultura, Pubblica Istruzione, Università e Ricerca del Senato della Repubblica. Da più di 6 anni, anche nella scorsa legislatura, avevamo presentato una proposta di legge per il superamento del numero chiuso in medicina. Questa proposta di legge è, diciamo, arrivata a compimento 1 anno e mezzo fa, con la nuova legislatura, a mia prima firma, ma dell'intero gruppo, chiaramente è iniziata a essere cucita nella commissione che ho l'onore di presiedere, insieme a tutte le altre proposte di legge, della Regione Sicilia, Regione Campania, a deputati senatori come la senatrice Bucalo di Fratelli d'Italia, Zambito del PD, quindi diverse proposte di legge che portavano, diciamo, un obiettivo, che è quello di rimodificare questo numero chiuso. Quindi siamo arrivati poi a proporre un testo base che ha la mia prima firma. Questo testo base riporta una cosa semplicissima: non in liberi tutti, perché la motivazione per cui vi stavo dicendo prima in premessa, che è una situazione molto difficile, che comprendo perché, diciamo, non era facilissimo chiuderla da parte di nessun governo, è perché il liberi tutti non è una cosa possibile. Cosa abbiamo pensato e attuato, ed è, diciamo, epocale, come diceva lei prima, quello che è accaduto ieri, liberando il testo dalla Commissione e portandolo adesso in aula al Senato. Noi abbiamo eliminato quel, diciamo, fastidiosissimo e dannosissimo test a crocette, dando la possibilità ai ragazzi di iscriversi liberamente al primo semestre in medicina. Dall'iscrizione, diciamo, si entra nel merito e al merito. I ragazzi, diciamo, porteranno le loro prove di questo semestre, avendone la capacità, la maturità e la formazione per poterlo fare, e se sono stati bravi e capaci supereranno il primo semestre per accedere poi al secondo e quindi essere normalmente iscritti alla facoltà di medicina e potranno forse essere i nostri medici del domani. Se qualora qualcosa non funzioni, arrivino a un punteggio minore, arrivano a a un merito leggermente inferiore, loro non perderanno l'anno, potranno accedere a una delle facoltà che noi mettiamo a disposizione sempre dell'area sanitaria, che magari hanno anche il numero chiuso e quindi non potrebbero accedervi non perdendo l'anno. Noi diamo la possibilità di superare il numero chiuso anche nelle altre facoltà, non perdendo l'anno, e hanno altresì la possibilità, questi giovani meritevoli, di poter riproporre e riprovare l'anno successivo ad accedere al semestre. Quindi noi abbiamo eliminato quel dannosissimo test a crocette che in 1 ora e mezzo non dava giustizia di quella che era la preparazione, l'attitudine, la forza e la volontà, la tenacia di un ragazzo. Abbiamo dato loro la possibilità di entrare, di giocarsi la loro partita della vita, che è poi la partita della vita di ciascuno di noi, soprattutto di tutti quelli che ricorderanno, credo che siano in molti, in quelle immagini televisive dove vedevano, diciamo, riportare gli arrivi di tutti i medici durante il Covid che venivano da tutto il resto del mondo perché avevamo grande emergenza. Ma lo abbiamo fatto però
non mettendo in crisi il sistema, diciamo, strutturale sanitario che deve accogliere questi studenti, formarli bene e creare la condizione di una nuova classe, diciamo, dirigente nel campo sanitario. E questa Lo è... abbiamo fatto, è un merito importante e devo dire la verità, anche se nella parte finale delle votazioni le opposizioni, diciamo, non hanno condiviso alcuni passaggi e quindi non c'è stata una sintesi, abbiamo, devo dire, lavorato tutti quanti con ordini professionali, con la CRUI, con le associazioni, con gli studenti, con tutto quello che di fatto ruota intorno al mondo della medicina e delle facoltà di medicina. La più bella notizia per chi vuole intraprendere questa specializzazione, lo stop al numero chiuso a medicina. Io ringrazio veramente per il tuo lavoro il senatore della Lega Roberto Marti. Io una cosa soltanto non voglio farvi perdere tempo, c'è un'altra cosa che all'interno, diciamo, della norma esprime un risultato importantissimo, ossia un emendamento approvato presentato anche sempre dal nostro gruppo all'interno della legge, che porta negli ultimi 3 anni del liceo o dell'istituto o della scuola superiore che il ragazzo frequenta la possibilità di un corso di 30 ore annui per la preparazione negli ultimi 3 anni al corso di medicina. Quindi noi accompagniamo i ragazzi già dalla scuola, forse in altre realtà, in qualche realtà già esisteva, ma questo diventa, diciamo, norma che delega il governo a poter attuare questo tipo di iniziativa formativa che creerà le condizioni per abituare, allenare e proporre ai ragazzi un metodo di studio e una cognizione per entrare in maniera differente anche nella loro facoltà dei sogni. Un'altra bella notizia all'interno di un'ottima notizia. Grazie Marti, buon lavoro, alla prossima. Grazie, arrivederci. Qui Parlamento. Capito mamme, mi raccomando, ricordiamolo bene ai figlioletti e anche voi nonne, ai nipoti, medicina, parte la riforma, addio ai test di accesso, basta crocette, facciamoli provare, si chiama anche libertà, poi vediamo come vanno. A proposito di notizie che non bisogna assolutamente censurare, ma che qualcuno spesso e volentieri va a censurare, devo andare su Avvenire, ragazzi. Ma cos'è successo? Cos'è successo, ragazzi? Sì, si dimette in blocco il Consiglio per le relazioni con l'Islam. Ma come mai? Ma dai, andava così bene. La denuncia degli studiosi, privati di ogni strumento operativo, non convocati da oltre 1 anno. Insomma, un passo indietro deciso e attuato insieme, scrive, siamo sul quotidiano Avvenire, con una lettera inviata al ministro dell'Interno Piantedosi, alla sottosegretaria Ferro, ai prefetti Lega e Tortorella, rispettivamente capo dipartimento Libertà Civili e Migrazioni, direttore centrale per gli affari dei culti. Così l'altro ieri i membri del Consiglio per le relazioni con l'Islam, insediato presso il Viminale, hanno deciso di prendere cappello e salutare i vertici del Ministero. Nella lettera che Avvenire ha potuto visionare sono esposte le motivazioni. Con vivo rincrescimento rassegniamo le nostre dimissioni da un organismo ormai pletorico, privato di ogni strumento operativo, si legge, e con ogni evidenza giudicato non rilevante per la definizione di orientamenti e politiche nei confronti dell'Islam italiano e più in generale delle varie comunità di fede. Un gesto eclatante, dunque, che il Viminale, almeno fino a ieri sera, ha preferito non commentare. E voi naturalmente lo potete fare, cari amici di Radio Libertà, è minimo, sono qui per cosa? Poi ve li leggo tutti i WhatsApp 034, che numero è? 340, segnate giù, 67 09 659 per commentare quanto sta accadendo. Ma è vero che è partito e si conclude quest'oggi ormai il G7 sulla disabilità? No, lo chiedo ai giornalisti professionisti che in questi giorni non hanno scritto una mazza sui quotidiani, signori. Sono dovuto andare sul Corriere dell'Umbria ieri per sapere che era partito il G7, ma oggi ne parliamo, ragazzi, e oggi abbiamo
Anna Menghi alle ore 11:10 che c'è stata e che ci racconta. Per fortuna qualcuno mi ha sentito e oggi sul Corriere della Sera, ma guarda un po', c'è un trafiletto proprio rettangolino, lunghettino ma non troppo, che scrive: Perugia, disabilità e vita sociale, intesa al G7 su 8 punti. Solfagnano, Perugia, dalla nostra inviata, quindi c'era, ragazzi, è arrivata un po' tardi magari, ma c'è Elisabetta Soglio, che non è un nome sconosciuto del Corriere. Di qui non si torna indietro, 8 punti, le firme dei ministri del G7 da tutto il mondo sono arrivati, non era una roba soltanto di Solfagnano, la festa del paese. Le firme dei ministri del G7, la volontà più volte esplicitata di proseguire il lavoro insieme e ciascuno nel proprio paese. La carta di Solfagnano, firmata ieri nel Castello Umbro a conclusione dei lavori del primo G7 dedicato alla disabilità, è destinata a essere pietra miliare e riferimento unico. L'inclusione come questione prioritaria nell'agenda politica di tutti i paesi diventa principio affinché tutti gli individui godano di uguali diritti alla piena, effettiva e significativa partecipazione in tutti gli aspetti della vita sociale, culturale, educativa, economica, civile e politica. La ministra Alessandra Locatelli incassa il plauso delle colleghe e dei colleghi e della statunitense Sara Minkara, consigliere speciale per i diritti delle persone con disabilità, a sottolineare il valore di questa 3 giorni. Finalmente ci hanno preso sul serio. Il documento, elaborato anche in collaborazione con le reti internazionali impegnate a favore dell'inclusione, parla di accessibilità, vita autonoma e indipendente, valorizzazione dei talenti e inclusione lavorativa, promozione delle nuove tecnologie, servizi comunitari in grado di garantire qualità della vita, prevenzione e gestione delle situazioni di emergenza e post-emergenza legate a crisi climatiche, conflitti armati e crisi umanitarie. Tutto quanto famiglie e associazioni, moltissime quelle che collaborano alla gestione di catering, musica, doni del G7 e che hanno allestito il loro stand ad Assisi, sollecitano da anni e che ora sta scritto nero su bianco. La svolta, commenta Locatelli, è il passaggio dall'assistenzialismo alla valorizzazione di ogni persona e siamo convinti che lo scambio reciproco di questi 3 giorni sia importante e rafforzi anche le politiche del nostro paese. Oggi le delegazioni vengono ricevute da Papa Francesco, cui verrà consegnata una copia del documento. Il lavoro comincia adesso perché bisogna passare dalla carta ai fatti. Sono le 9:01. Sempre più liberi con la tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net.
Assolutamente sì, Semivarin vi fa anche ballare in rassegna stampa con artisti indipendenti ogni mezz'ora. Inseriamo qualche minuto di artisti che non esistono sulle radio nazionali, anche se lei, devo dire, è figlia d'arte e che figlia. Eleonora Cicco da Roma è figlia d'arte del batterista e voce leader degli storici Formula 3, Tony Cicco. Lontana, la sua ultima produzione, e con il fratello Manuel sta facendo un pazzesco successo sui social e anche su Rai 2 con la trasmissione Bella Ma. Eleonora Cicco, Lontana, ci ha portato tra pochi istanti all'apertura delle linee telefoniche allo 0292947222 per sentire le vostre voci, ma adesso leggo anche i vostri WhatsApp. Prima però, certo, come mettere pubblica la notizia della maternità surrogata diventata reato universale. L'opposizione in rivolta. Legge aberrante, reato universale, due parole che ieri sono rimbombate più volte nell'aula del Senato, sbandierate dalla maggioranza come una vittoria, contrastate dalle opposizioni. Come si può provare a respingere un macigno? Il disegno di legge a firma di Fratelli d'Italia, approvato con 84 voti a favore, 58 contrari, ha reso la gestazione per altri, già vietata in Italia da 20 anni, punibile anche se la coppia farà ricorso alla maternità surrogata in un paese in cui invece è consentita. I genitori, una volta tornati in Italia, potranno essere incriminati, finire in carcere dai 3 mesi ai 2 anni e dover pagare una multa da 600.000 al 1.000.000 di euro. Un testo durissimo, scrive Repubblica. Con il passare dei minuti l'aula sfiora momenti ad alta tensione. E qua mi fermo, ragazzi, ma ne sono successe di tutti i colori. La norma di Fratelli d'Italia passa quindi in Senato, legge aberrante. Cosa succederà adesso? Inquadriamo, chiedo a Davide, quella sorte terribile di chi non ha rispettato le leggi come Edoardo e Laura. Sono tornati in Italia con il figlio comprato all'estero e adesso l'odissea di Edoardo e Laura, i nostri figli cercati con amore, ma da oggi siamo criminali. La coppia ha avuto 2 gemelli, la cui gestazione è avvenuta tra Ucraina e Georgia, sotto le bombe. La madre, contro la nuova norma, alimenta illegalità. Il periodo peggiore? Quello in attesa che venissi riconosciuta come madre legale. I documenti erano intestati solo a mio marito e chiaramente Repubblica sono andati a beccare una coppia eterosessuale, ma ce ne sono molte altre e anche molto variegate. Altra notizia certamente che oggi ha fatto capolino su molti quotidiani, io sono sul quotidiano La Verità, quella degli scafisti egiziani come agenzie di viaggi. Pacchetti per l'Italia reclamizzati sui social. Sgominata un'organizzazione con base nel bel paese. Offrivano soluzioni base o anche premium e ricevevano recensioni online. Una macchina ben oliata, scrive Fabio Amendolara sulla Verità, intrisa di disperazione e denaro, si alimentava in Italia trasportando migranti e pubblicizzando via social le proprie attività criminali, come se fosse una qualsiasi agenzia di viaggi. Una pagina Facebook, un profilo Instagram, tutto scritto in arabo, tutto alla luce del sole con pacchetti base e premium. Il primo, brutale e semplice, prevedeva un viaggio in mare, ammassati su classico barcone diretto verso le coste italiane o greche. Il secondo era per chi voleva permettersi di più. Un volo aereo, una macchina e, quando era possibile, anche un lavoro fittizio per ottenere un permesso di soggiorno. Questo il magna magna degli scafisti che gestiscono tutto ciò e che vengono perdonati dalla sinistra. Dai che apriamo le linee, dai che voglio sentire il vostro parere. Cosa ne pensate della rassegna stampa di quest'oggi? Quale notizia vi ha fatto sobbalzare sul divano? 0292947222. Sentiamo le vostre voci. Pronto? Buongiorno signor Sem Lisetta. Buongiorno. Allora,
Prima cosa, signor Semmi, desidererei risentire, se la regia permette, il va pensiero di Zucchero e grazie in anticipo. Ok. Seconda cosa, sta crescendo in Europa, signor Semmi, la corsa, mi sembra, anche dei singoli paesi, purtroppo, agli armamenti, cioè all'aumento delle spese militari. Questo significa che la politica sta scegliendo, secondo me, l'opzione della guerra come strumento di risoluzione dei conflitti. E allora termino. Certo che è difficile essere ottimisti, però dobbiamo continuare a insistere, signor Semmi, a percorrere, secondo me, tutte le strade che conducono a un punto in cui le mediazioni siano possibili, se possibile. La saluto e buona giornata. Grazie, buona giornata. 0292947222. Questa è la linea per commentare con la vostra voce le notizie di quest'oggi. Achille dalla Sardegna, 2 parole: sicurezza. Quando la destra fa pulizia per le strade di tutta questa delinquenza gratuita. Rispetto, come si rispetta Mattarella in quanto rappresentante dello Stato italiano, pari rispetto per le forze dell'ordine in quanto rappresentanti dello Stato italiano. Tranquilli, gli emiliano-romagnoli cercheranno di togliersi di mezzo i pidioti, ma vi garantisco che è dura. Forza professoressa Ugolini, che è la candidata del centrodestra in Emilia-Romagna, si vota tra un mese praticamente, alternativa al De Pascale, basta alluvioni, scrive Pierre dalla Romagna. Sto leggendo i WhatsApp che stanno arrivando come pazzi al 3406709 659. Cosa ci avete questa mattina? Quelli che reclamano sul costo dei centri in Albania non capiscono che questi sono più controllati sia sui costi che sui migranti. Difatti in Italia sui costi quanto ci sguazzavano e in più ci troviamo le città piene di clandestini con più problematiche, cara Clara. Certamente uno dei problemi è questo, che quelli poi escono dal centro, vanno in giro a picchiare, a violentare, a rubare. In Albania sarà un pochino più difficile, a parte che non c'è proprio niente lì intorno, ma poi la gendarmeria albanese, diciamo che magari sono un po' meno gentili. Buongiorno, noi italiani dobbiamo sempre abbassare la testa per la parola integrazione, ma di chi? Di persone che ci vogliono sottomettere. Purtroppo abbiamo tanti cretini che li aiutano. Tante parole sull'Islam, tanti soldi, tanto tempo sprecato per il dialogo, quando l'unica cosa da fare è una: smettere di tollerare e pretendere che la comunità islamica si assuma le responsabilità di raggiungere i requisiti minimi e si sottometta alla Costituzione. Ma non è una questione di sottomettersi, è questione di rispettare le leggi del paese che ti sta ospitando, ti sta dando da lavorare e ti sta aiutando come non mai, perché l'immigrato diventa il principe del welfare del comune dove risiede. 0292947222. Pronto? Buongiorno, Voilà. Antonello del Veneto. Ciao. Ho visto ieri il principe dell'Arabia Saudita che si è recato a Bruxelles. Allora, stamattina mi aspettavo di vederti, visto che si parla tanto di piscina islamica, di vederti, cioè di vedere te con quella bella capocchia che hai, con il turbante sopra il velo, sai, come questo bel principe, no? Che ne pensi? È vero. Senti, ma a parte Giorgetti, a parte Crosetto, ma questi della destra non hanno ancora capito che è ora di muoversi in Parlamento e cominciare a fare come fanno i 5 Stallati, cioè piscina islamica, piscina cristiana, piscina musulmana. Perché non lo fanno? Cosa aspettiamo? Cioè, non abbiamo la capacità di reagire come reagiscono loro? Chiaro, limpido, requaro? Grazie Ciao, caro, ciao. noi volevamo fare la piscina padana. Se si sono dimessi i componenti della commissione dei rapporti con l'Islam, ne sono felici, sono soldi pubblici risparmiati. L'hanno riconosciuto anche loro che non serviva assolutamente a nulla. Punto di domanda 0292947222. Sto leggendo i vostri WhatsApp, ma anche ascoltando le vostre telefonate in diretta, proprio come si faceva un tempo, senza filtri né censura. Nessuno vi chiede di cosa volete parlare o dammi il tuo numero di telefono. Entrate subito in onda. Pronto? Pronto? Voilà.
Mitico Sammy, bravo. Ciao. Allora, sono Mario. Senti, caro, io ho già avuto una notte tormentata per ragioni di salute, tu mi leggi pure la Repubblica la mattina, insomma, mi vuoi proprio male, sei proprio una persona spietata e feroce. Per tenerti sveglio, perché così il cervello subito si muove e reagisci. Allora, niente, io ti faccio una domanda a te, Sammy, nel senso, così a bruciapelo. Tu sei credente, credi nella Chiesa o qualcosa, Come in no? Dio, non so che cosa. Certo. Qual è il tuo rapporto con la religione? Credi? Certo, sì, credo. Si può essere credenti senza credere nelle gerarchie ecclesiastiche, no? Sì. Perfetto. Lo sai qual è l'origine? Già l'ho denunciato, l'origine di tutti i mali, purtroppo. Dobbiamo fare un referendum per l'abolizione della Chiesa Cattolica e delle sue gerarchie. Quindi dalla sinistra certi discorsi me li aspetto. La sinistra fa la sinistra, è idiota per natura, proprio per principio. Ma il gioco sporco che sta facendo la Chiesa Cattolica, il cardinale Zuppi, detto anche il cappellano del PD, va bene, a proposito dei migranti, è veramente una cosa infame. Noi siamo uno Stato laico, non dipendiamo dalla Chiesa Cattolica. Grazie caro, diciamo che troppe volte si fa politica e dovrebbero farsi gli affari suoi. Oh, questi mangiapreti. 0292947222. È chiaro che vedere il Papa che benedisce Casarini, insomma, bestemmiatore sociale ben conosciuto, uno dice, boh, però vabbè, l'avrà perdonato. Chi c'è in linea? Pronto? Sono Gianni da Genova, ciao Sammy. Prego. Peccato che ieri c'era Alessandro e da chiederci un po' il discorso, che io sarò ripetitivo, ma è fondamentale. Il motivo per cui non si prendono indietro quei 14,3 miliardi dati al meccanismo europeo di schiavitù che è il MES, che sappiamo benissimo che è un consesso internazionale creato dai soliti noti che hanno dei poteri limitati, e noi abbiamo già stanziato e abbiamo bloccato lì 14,3 miliardi che sarebbero fondamentali per la nostra economia. Grazie caro, parole sante certo, ma poi non è facile tirar dentro tutti i vostri messaggi, tutte le vostre dritte che sono assolutamente popolari e importanti. Ancora WhatsApp, di aberrante c'è solo la sinistra, la legge contro l'utero in affitto è giustissima. E ancora, i migranti pagano gli scafisti 11.000 euro, con 11.000 euro nei loro paesi sono dei ricchi. Che cosa ci vengono a fare qui? Perché qui guadagnano molto di più spacciando droga. Quel razzista, ma in senso buono, di Sammy Varin. Eppure io sono convinta che Valditara sappia parlare anche chiaro. Hai sentito le sue parole? No, non ho sentito, no? Forse no, parlavi di qualcun altro, il nuovo ministro della cultura, che oggi è disegnato benissimo su un quotidiano, mi piace, mi sto innamorando, e d'altronde gli ha fatto così uno sberleffo alla sinistra, Giuli, sul Corriere, il ministro Dundee con l'aquila sul petto tra nomine e riti pagani, studioso di Gramsci, ha saltato la prima di Berlinguer, e questa dovete vederlo tutti quel film, mi raccomando. Ha disertato la festa del cinema di Roma dove era attesa dopo la Bookmess, allora però ha sbeffeggiato la sinistra facendo un discorso di cui non ci abbiamo capito un H, e l'ha ripreso persino il comico del venerdì sera. Ancora WhatsApp, signori, dai che siete in tempo, inviate il vostro pensiero sulle notizie del giorno, magari la prima volta che scrivete una radio, provate 340 67 09 659, ce l'ho qui davanti, ve lo leggo al volo. E allora, ciao Sammy, gli islamici da austro-ungarico ho una sola considerazione: l'oblio totale. Tu sì che te lo puoi permettere, vivi su una nuvola e ti puoi permettere tutto questo, noi purtroppo no, e prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Sì, pronto, mi senti Sammy? Buongiorno, sono Gino. ciao. Voglio solo dirti
e parlo un po' a ruota libera questa mattina, che sono nauseato da questo PD, dalla segretaria, di cui è talmente bella che mi sto innamorando di lei, ma ogni volta che la sento, lei e tutto il PD, i cari compagni, sono quelli che hanno distrutto il nostro paese, sono stati il partito che è uscito dalla seconda guerra mondiale più forte in tutta Europa e ancora oggi ne subiamo le conseguenze. Questo partito è un partito veramente deplorevole, non ho parole. Grazie, ti capisco, però noi vogliamo bene anche agli ascoltatori che hanno votato PD, perché questa radio cerca anche di capire dove sta la buona politica. C'è, e molto spesso arriva e che non viene presa in considerazione, perché qua bisogna sempre fare polemiche. Se la proposta arriva dal centrodestra, ecco perché l'ha fatta il centrodestra. Se arriva dal centrosinistra non va assolutamente bene, l'ha fatta il centrosinistra. E questa purtroppo è la politica italiana, che troppo spesso non ci porta da nessuna parte. Ancora una manciata di minuti in mia compagnia, poi ricordiamo l'editoriale di Sallusti e poi arriva Giulio Cainarca con la sua nuova trasmissione L'Auto da Fè. Il più veloce può entrare in questo momento in diretta nazionale chiamando 0292 94 7222 oppure inviando un WhatsApp al 340 6709 659. Ambiente svenduto, sequestrata l'ex Ilva di Taranto, produce in spregio agli accordi presi per ridurre l'impatto mortale, ma l'acciaieria non si fermerà. Questa è proprio la notizia appena battuta dalle agenzie. E c'è un'altra da Milano: tenta una rapina al bar e il proprietario lo uccide a colpi di forbici davanti al locale. In strada i mazzetti di gratta e vinci rubati. Questa è l'apertura del sito di Repubblica in questo momento. Passiamo al Corriere. E anche qui Milano tenta un furto al bar e il gestore lo uccide a colpi di forbici in strada. La vittima è un 37enne italiano con precedenti, ha scassinato la saracinesca del locale e arraffato dei gratta e vinci, ma è stato scoperto dal titolare cinese che l'ha affrontato. Questa la notizia di cronaca nera, nerissima, inserita in questo momento in apertura su tutti i siti. Poi naturalmente le detrazioni, cambia tutto, dal 2025 3 fasce legate al reddito e ai figli. Chi ci rimetterà? E poi la vicenda di Senigallia, Leo e i bulli, l'ultimo messaggio del quindicenne suicida: non ce la faccio più, l'ho spiegato al prof, ma lui non mi ascolta. E anche qui cerchiamo di avere più sensibilità, più pazienza verso chi ti lancia questi messaggi, a volte con una frase o poco più. Siamo tutti troppo di fretta, abbiamo troppe cose a cui pensare, non ci soffermiamo su questi segnali di disagio che poi possono portare anche a gravissimi atti. Il padre di Leo dice che la scuola sapeva tutto, alla madre aveva detto di aver avvisato anche un insegnante di sostegno. Naturalmente sul Corriere anche la maternità surrogata, l'argomento di quest'oggi, di cui discuteremo sicuramente anche nelle prossime ore. Che cos'è e cosa cambia ora? Chi la usa in Italia e come funziona nel mondo? Ma intanto un'altra chiamata allo 0292 94 7222. Pronto? Sono io? Prego. Ciao Sammy, sono Emilio, telefono dalla provincia di Como. Ciao. Senti, ma quello che dà una mano anche il PD e anche quello che dopo il referendum che ha perso ha detto ma io non posso uscire dalla porta e entrare dalla finestra, e che ha mandato anche a Salvini al processo, è il catto comunista Renzi, come tutti gli altri, no?
perché i cattocomunisti sono pericolosi al massimo. Ciao, tanti complimenti alla trasmissione, buona. Grazie, molto gentile. Ma Renzi può servire in determinati casi, ce ne serviamo a volte. Chiaro che ormai è diventato una barzelletta e quindi insomma chi gli crede. Il summit, Meloni esclusa da Biden dal quartetto di Berlino per il vertice sull'Ucraina. La Meloni d'altronde dice sarò in Libano, è lì la priorità. E poi Biden che sta parlando con Zelensky, nuovo pacchetto di aiuti ancora da 425 milioni di dollari, raid russo sui siti energetici a Mykolaiv. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto? Uela. Buongiorno. Buongiorno. Un saluto dai boschi dell'Appennino tosco-emiliano. Un saluto a te. E buona giornata, grazie per la vostra compagnia. Grazie, solo questo. E per la vostra informazione. Buona giornata. Grazie e buona giornata dai boschi. Mi fa piacere che dai boschi siano felici della nostra informazione. Come dico sempre, la verità sta nel mezzo, ma sono sicuro che, come le diciamo noi, certe notizie non le dice nessuno. È chiaro che Repubblica è stata bravissima sul sito elettronico, questo titolo io lo amo veramente. Davide Carlucci l'avrà fatto lui? No, non l'ha fatto lui. Leggete questo titolo: pronti, partenza, tornate indietro. Come è andato il primo giorno dei migranti in Albania? I costi della spedizione limitata a 24.000 euro a persona. Però pronti partenza, tornate indietro è stupendo, ragazzi. Se avessimo tenuto queste persone minorenni, queste persone vulnerabili, ci avreste fatto un culo quadro. Li abbiamo riportati indietro, arriveranno in Italia, li vedremo scorrazzare e ciabattare per le nostre città. Mai contenti sti giornalisti di sinistra? 0292947222. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Fabrizio di Sabio Chiese. Ciao. Intanto buon lavoro. Grazie. E buona conduzione. Grazie. Volevo dirti una cosa, ieri ho sentito alcuni interventi in Parlamento, no, fatti dalla sinistra riguardo alla questione della procreazione per altri, la gestazione per altri. Allora non ho sentito nessuno di loro parlare di adozione, nessuno, parlano solo del diritto delle famiglie, dei gay, delle donne di avere un figlio, è un diritto, nessuno che parlava ovviamente dei bambini, di quello che possono poi provare quando cresceranno in famiglie così, però quello che dico io, questi qui che sono così aperti all'inclusione, alla solidarietà, facciamoli arrivare tutti, sono antirazzisti, non ne fanno mai una questione di pelle, di religione, di altezza, è così, però loro l'adozione non la vogliono. Come mai non prendono un bambino nero, non prendono un bambino del Congo, un bambino dell'Ucraina? Perché li vogliono tutti belli, biondi che assomigliano a loro. Allora sono degli ipocriti, sono degli egoisti anche loro, parlano tanto di amore, però non li prendono mai quelli della Somalia che stanno morendo di fame. È quello che mi chiedo io, come al solito a sinistra c'è sì tanti diritti di fare quel cazzo che vogliono, ma mai di fare le cose giuste. Grazie, sì, diciamo che è liquidato nel modo migliore ciò che la sinistra porta avanti, il diritto di fare il cazzo che vuole, e con la volgarità non si arriva da nessuna parte, crozza docet, però ci possiamo provare per attirare l'attenzione o per farvi capire che c'è qualcuno che davvero propaganda il non rispetto delle leggi. E lo votano pure, ragazzi miei, e non facciamo nomi, ma lo votano pure. 0292947222, l'ultima telefonata. Pronto? Pronto? Uela. Ciao. Ciao. No, io volevo dire delle cose, dico una, la prima è quella che fare quella struttura lì in Albania poteva anche risparmiarsi la nostra. Io non sono del PD, mi raccomando, potevamo fare anche a casa nostra. Poi riprendete il pensiero di Umberto Bossi, cioè aiutiamoli a casa loro questa gente. Io ho visto anche ieri sera la trasmissione di Giordano, ma cosa vogliamo fare di questa società qui nostra? Una società incivile, altro che civile. Ma succedono delle cose che io a una certa età non ho mai sentito, mai visto cose del genere. Grazie.
Ciao. Grazie, e questo purtroppo è tutto vero, e la sensazione che ha il leghista razzista Sammy Varin è che tutto questo venga incitato proprio da chi arriva nel nostro paese e non rispetta le leggi, perché ha le proprie di leggi, come ad esempio la Sharia. Per loro è molto più importante della nostra Costituzione, e noi impariamo da questa gente, o semplicemente impariamo a difenderci? Torneremo sull'argomento. Per il momento Sammy Varin vi ringrazia per il gentile ascolto, ringrazia Davide in regia, ma io torno più tardi, dalle 11 a mezzogiorno, mentre tra pochissimo arriva l'editoriale del nostro direttore responsabile Sallusti, e poi la nuova trasmissione di Giulio Cainarca, a cui ho preso il posto nella rassegna stampa, ma lui arriva subito dopo di me, approfondendo un argomento nella sua auto da fè. A più tardi. Avete ascoltato la rassegna stampa.